Tra il 4 e il 6 marzo 1945, a poche settimane dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il viadotto dei 12 ponti a nord di Vittorio Veneto fu bombardato dagli alleati per interrompere le linee di rifornimento tedesche, ma l'operazione ebbe conseguenze tragiche. Il primo attacco al ponte avvenne il 4 di marzo del 1945, quando alcuni aerei australiani e inglesi attaccarono dalla direzione nord il ponte. Nel caso dell'attacco compiuto dal 450° Squadrone australiano avvenne anche il tragico episodio che vide la morte di uno dei piloti, il tenente John Barry Piott, che precipitò a causa del prematuro scoppio di una bomba da 1000 libre. Il giorno successivo, 5 di marzo, gli americani dell'87° Squadrone avrebbero dovuto attaccare il ponte, ma in realtà colpirono circa 1 chilometro più a sud in direzione del quartiere Santa Giustina di via Caprera, dove il loro bombardamento causò 22 vittime nel complesso. Ma vi è un particolare che aggiunge un tassello alle tesi storiche finora sostenute. Un diario ritrovato offre una prospettiva inedita su quei bombardamenti. È il diario del tenente Elmer Newell Pollan, uno dei piloti della missione, che racconta con precisione cosa accadde quel giorno. Il diario ritrovato è un diario interessante perché ci offre una prospettiva inedita di quanto accaduto ed è la prospettiva dei piloti. Piloti che mancarono il ponte, che era l'obiettivo assegnato per quel giorno, ma si diressero verso il tunnel della Biscosta. Tunnel della Biscosta che in parte colpirono, ma le bombe, sganciate probabilmente da un'altitudine superiore rispetto a quella usuale, finirono anche per colpire il centro abitato di Santa Giustina. Un errore di mira con conseguenze devastanti. E nei rapporti alleati il viadotto non viene nemmeno chiamato con il suo nome corretto, ma indicato come Ponte di Longhere, un riferimento mai esistito sulle mappe. Un dettaglio che potrebbe suggerire la volontà di giustificare quanto accaduto. Il giorno dopo, il 6 marzo, un nuovo attacco distrusse il viadotto, ma la tragedia si era già consumata. 22 persone persero la vita, intere famiglie furono colpite. Oggi il viadotto dei 12 ponti resta un simbolo della storia di Vittorio Veneto. A 80 anni di distanza, il ritrovamento del diario aiuta a chiarire cosa accadde davvero in quei giorni, restituendo memoria e giustizia a chi ha pagato il prezzo più alto.